Pace e bene, cari amici e amiche. Ci ritroviamo insieme per la preghiera quotidiana del mattino. Lascio un istante di silenzio in cui cerchiamo di portare il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Preghiamo il credo, simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo l'angelo di Dio. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo per i defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. La preghiera semplice di San Francesco d'Assisi. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato
quanto ad amare. Poiché così è, dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore, santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che nutrito di te spiritualmente possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. O Spirito Santo, anima della mia vita, io ti adoro, illuminami, guidami, fortificami, consolami, dimmi quello che devo fare, dimmi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto quello che desideri da me e di accettare quello che permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua volontà. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro di cuore una buona giornata. Il Signore ti accompagni in ogni momento, in ogni passo della tua giornata e ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Nelos dias ci sei Gesù, nostro Signore, ti adoriamo. Vieni Gesù, resta qui, guariscici, o Santissimo, adoremus in eternum Santissimum Sacramentum, adoremus in eternum Santissimum Sacramentum. Sul Golgota tu soffre per noi Gesù i peccatori, ci hai dato l'amore, figli tuoi, perdonaci, o Santissimo, adoremus in eternum Santissimum Sacramentum, adoremus in eternum Santissimum Sacramentum. Cibo divin che vien dal ciel, saziaci noi sempre a fare
Sull'altar ti sacrifici per i peccati nostri, prega per noi al Padre e resta con noi per sempre. Amen. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Adoremus in eternum sanctissimum sacramentum. Atto di affidamento a Gesù, una preghiera per offrire se stessi a Gesù e per lasciarsi guidare dalla sua grazia. Perché vi confondete agitandovi? Lasciate a me la cura delle vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni atto di vero, ricco e completo abbandono in me produce l'effetto che desiderate e risolve le situazioni spinose. Abbandonarsi a me non significa arrovellarsi, sconvolgersi e disperarsi, volgendo poi a me una preghiera agitata perché io seguo a voi, ma è cambiare l'agitazione in preghiera. Abbandonarsi significa chiudere placidamente gli occhi dell'anima, stornare il pensiero della tribolazione e rimettersi a me, perché io solo operi, dicendo: pensaci tu. Contro l'abbandono, la preoccupazione, l'agitazione e il voler pensare alle conseguenze di un fatto. È come la confusione che portano i fanciulli, che pretendono che la mamma pensi alle loro necessità e vogliono pensarci essi, intralciando con le loro idee e le loro fisime infantili il suo lavoro. Chiudete gli occhi e lasciatevi portare dalla corrente della mia grazia. Chiudete gli occhi e lasciatemi lavorare. Chiudete gli occhi e pensate al momento presente, stornando il pensiero
dal futuro come da una tentazione. Riposate in me, credendo alla mia bontà, e vi giuro per il mio amore che dicendomi con queste disposizioni: pensaci tu, io ci penso in pieno, vi consolo, vi libero, vi conduco. E quando debbo portarvi in una via diversa da quella che volete voi, io vi addestro, vi porto nelle braccia, vi faccio trovare come bimbi addormentati nelle braccia materne, dall'altra riva. Quello che vi sconvolge e vi fa male, immenso, è il vostro pensiero, il vostro assillo ed il volere ad ogni costo provvedere voi a ciò che vi affligge. Quante cose io opero quando l'anima, tanto nelle sue necessità spirituali quanto in quelle materiali, si volge a me dicendomi: pensaci tu. Chiude gli occhi e riposa. Avete poche grazie quando vi assillate voi per produrle. Ne avete moltissime quando la preghiera è affidamento pieno a me. Voi nel dolore pregate non perché io operi, ma perché io operi come voi credete. Non vi rivolgete a me, ma volete che io mi adatti alle vostre idee. Non siete infermi che domandano al medico la cura, ma gliela suggeriscono. Non fate così, ma pregate come vi ho insegnato nel Pater. Sia santificato il tuo nome, cioè sii glorificato in questa mia necessità. Venga il tuo regno, cioè tutto concorra al tuo regno in noi e nel mondo. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, cioè disponi tu in questa necessità come meglio ti pare per la vita nostra eterna e temporale. Se mi dite davvero sia fatta la tua volontà, che è lo stesso che dire pensaci tu, io intervengo con tutta la mia onnipotenza e risolvo le situazioni più chiuse. Ti accorgi che il malanno incalza invece di decadere? Non ti agitare. Chiudi gli occhi e dimmi con fiducia: sia fatta la tua volontà, pensaci tu. Ti dico che io ci penso e che intervengo come un medico e compio anche un miracolo quando occorre. Vedi che la situazione peggiora? Non ti sconvolgere. Chiudi gli occhi e ripeti: pensaci tu. Ti dico che ci penso e che non c'è medicina più potente di un mio intervento d'amore. Ci penso solo quando chiudete gli occhi. Voi siete insonni, voi volete tutto valutare, tutto scrutare, a tutto pensare e vi abbandonate così alle forze umane o peggio agli uomini, confidando nel loro intervento. È questo che intralcia le mie parole e le mie vedute. Oh, come desidero da voi questo abbandono per beneficarvi, e come mi addoloro nel vedervi agitati.
Satana tende proprio a questo, ad agitarvi, per sottrarvi alla mia azione e gettarvi in preda alle iniziative umane. Confidate perciò in me solo, riposate in me, abbandonatevi a me in tutto. Io faccio miracoli in proporzione del pieno abbandono in me e del nessun pensiero in voi. Io spargo tesori di grazia quando voi siete nella piena povertà. Se avete vostre risorse, anche in poco o se le cercate, siete nel campo naturale e seguite quindi il percorso naturale delle cose, che è spesso intralciato da Satana. Nessun ragionatore ha fatto miracoli, neppure tra i santi. Opera divinamente chi si abbandona in Dio. Quando vedi che le cose si complicano, di con gli occhi dell'anima chiusi: Gesù, pensaci tu. Fa così per tutte le tue necessità. Fate così tutti e vedrete i grandi, continui e silenziosi miracoli. Ve lo giuro per il mio amore. Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano
e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te.
Questa è la grande preghiera di liberazione, una preghiera rivolta a Dio per invocare la liberazione dal male, dai malefici e da ogni influenza del maligno. Possiamo pregare per noi stessi, come pure per le persone che stanno soffrendo a causa di vessazioni malefiche. Serve anche per invocare la benedizione di Dio nella casa e nei luoghi in cui viviamo. Affinché questa preghiera sia efficace è importante pregare ogni giorno e deve essere accompagnata da un vivo desiderio di ritornare in grazia di Dio, per ritrovare la libertà dei figli di Dio, per non essere più sedotti dalle menzogne del nemico e per poter vivere nella pace e avere la forza per essere perseveranti nella fede. Un ultimo consiglio è quello di partecipare ai sacramenti della confessione e della comunione con regolarità, perché questi sono sacramenti potentissimi per guarire dalle ferite del maligno e per ritornare in grazia di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimaniamo in silenzio per un istante prima di cominciare a pregare e nel silenzio chiediamo a Dio di allontanare dal nostro cuore ogni distrazione, ogni pensiero, ogni preoccupazione. Adesso il nostro cuore è solo per Dio, per essere liberati dal male e ritrovare noi stessi. Preghiamo. Pietà di me, Signore mio Dio, pietà di me tuo servo. Una folla di spiriti maligni mi insidia e io sono come un vaso frantumato. Strappami dalle mani dei miei nemici. Restami accanto. Cercami se mi perdo. Riportami a te dopo avermi trovato e non abbandonarmi dopo avermi riportato a te, così che io possa piacerti in tutto e riconoscere che mi hai redento con mano potente, per Cristo nostro Signore. Amen. Rinnovo delle promesse battesimali e crismali. Mio Signore e mio Dio, ti rinnovo le promesse del mio battesimo e della mia cresima, con le quali ho rinunciato a Satana e alle sue opere e mi sono impegnato a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinuncio al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio alle seduzioni del male per non lasciarmi dominare dal peccato. Rinuncio a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo che solo in Gesù Cristo posso ritrovare la salvezza dai mali che mi affliggono e che solo a Lui devo affidarmi. Dio Onnipotente, Padre del Signore Gesù Cristo, che mi hai liberato dal peccato e mi hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, mi custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù mio Signore, per la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio Onnipotente, che offri una casa ai dispersi e riconduci alla prosperità i prigionieri, vedi la mia afflizione e vieni in mio aiuto. Sconfiggi il mio mortale nemico, affinché, fuggita la sua presenza, io possa ritrovare la libertà nella pace. E tornato a una preghiera serena e tranquilla, proclami quanto sei grande per aver donato al tuo popolo la vittoria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Invocazioni a Cristo Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me. Gesù, immagine del Padre, abbi pietà di me. Gesù, sapienza eterna, abbi pietà di me. Gesù, splendore di luce eterna, abbi pietà di me. Gesù, parola di vita, abbi pietà di me. Gesù, Figlio della Vergine Maria, abbi pietà di me. Gesù, Dio e uomo, abbi pietà di me. Gesù, sommo ed eterno sacerdote, abbi pietà di me. Gesù, annunciatore del regno di Dio, abbi pietà di me. Gesù, via, verità e vita, abbi pietà di me. Gesù, pane di vita, abbi pietà di me. Gesù, vite vera, abbi pietà di me. Gesù, fratello dei poveri, abbi pietà di me. Gesù, amico dei peccatori, abbi pietà di me. Gesù, medico delle anime e dei corpi, abbi pietà di me. Gesù, salvezza degli oppressi, abbi pietà di me. Gesù, conforto dei miseri, abbi pietà di me. Tu che sei venuto nel mondo, abbi pietà di me. Tu che hai liberato gli oppressi dal demonio, abbi pietà di me. Tu che prendesti la croce, abbi pietà di me. Tu che hai accettato la morte per noi, abbi pietà di me. Tu che hai voluto giacere nel sepolcro, abbi pietà di me. Tu che sei disceso agli inferi, abbi pietà di me. Tu che sei risuscitato dai morti, abbi pietà di me. Tu che sei asceso al cielo, abbi pietà di me. Tu che hai inviato lo Spirito Santo sugli Apostoli, abbi pietà di me. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di me. Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti, abbi pietà di me. Per il mistero della tua incarnazione, liberami, o Signore. Per la tua santa nascita, liberami, o Signore. Per il tuo santo battesimo e digiuno, liberami, o Signore. Per la tua passione e la tua croce, liberami, o Signore. Per la tua morte e sepoltura, liberami, o Signore. Per la tua santa risurrezione, liberami, o Signore. Per la tua gloriosa ascensione,
Liberami, o Signore, per l'effusione dello Spirito Santo. Liberami, o Signore, per il tuo avvento nella gloria. Liberami, o Signore. Salvami, o Cristo Redentore, per la potenza della tua croce. Tu che hai salvato Pietro in mare, abbi pietà di me. Per il santo segno della croce, liberaci, o Cristo, dai nostri nemici. Per la tua santa croce, salvaci, o Cristo Redentore. Tu che nella tua morte hai annientato la nostra morte e risorgendo hai rinnovato la vita. Adoriamo la tua croce, o Signore, veneriamo la tua gloriosa passione. Tu che per noi hai sofferto, abbi pietà di noi. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Preghiamo. Dio, creatore e protettore del genere umano, tu hai creato l'uomo a tua immagine e in modo ancor più mirabile lo hai ricreato con la grazia del battesimo. Volgi lo sguardo su di me, tuo servo, e ascolta le mie suppliche. Sorga nel mio cuore lo splendore della tua gloria, che mi liberi da qualsiasi paura e timore e mi restituisca serenità di mente e di spirito, così che possa lodarti e benedirti insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tu hai voluto, o Dio, rendermi figlio della luce con l'adozione per grazia. Non permettere al maligno di avvolgermi con le sue tenebre, ma fa che io possa sempre rimanere nello splendido fulgore della libertà di cui mi hai fatto dono, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e contro la loro malizia spirituale. Aiuta noi che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Gesù, suo Figlio, dal potere del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo custode e patrono, e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti. Chiedi dunque al Dio della pace di tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché esso non possa rendere schiavi gli uomini, né recare danni alla Chiesa. Presenta all'Altissimo, insieme alle tue, anche le nostre preghiere, perché discenda su di noi la sua divina misericordia. Amen. Preghiera per la casa. Signore Gesù, ti preghiamo che la tua Santa Croce faccia da porta alla nostra casa,
per sbarrare l'accesso a tutti i cattivi. Che il tuo cuore stillante d'amore ne sia la serratura, affinché solo chi ti ama possa entrare, e che le gocce del tuo sangue prezioso si posino ai cardini di porte e finestre per far scappare tutti gli spiriti maligni. Grazie, Signore Gesù. Preghiamo anche ricordando i nostri familiari defunti, perché liberati da ogni vincolo negativo possano essere accolti in paradiso. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. E ora la benedizione per voi e per le persone che portate nel cuore. Il Signore sia con voi. Dio sorgente e principio di ogni benedizione fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto il tempo della vita salute e libertà. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. Il Redentore che vi ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Un carissimo saluto e abbiate coraggio. Con la preghiera, con la vigilanza, con l'aiuto del Signore, sicuramente vincerete la battaglia contro le forze del male. Dio vi benedica. Ciao ciao e abbi cura di te. Secondo Giovanni fu